Federalberghi Garda Veneto nasce 50 anni fa per intuizione, passione, volere di due fondatori molto importanti, uno è Enrico Kaufmann e l'altro è Giuseppe Lorenzini, conosciuto da tutti come Beppino Lorenzini. Ecco. Due albergatori, fondatori, ma coloro che hanno visto il turismo nascere sulle sponde venete e sulle sponde del lago di Garda. E quindi hanno avuto questa bellissima intuizione di raggruppare quelle che sono le associazioni albergatori locali sotto un unico contenitore. Prima originariamente si chiamava UGAV e dopodiché UGAV ha aderito al sistema Federalberghi, che è su tutto il sistema nazionale in merito al comparto alberghiero. Noi principalmente ci occupiamo di aiutare, assistere, affiancare gli albergatori in tutte quelle che sono le attività di sindacato o le attività che regolarmente devono svolgere durante il loro mestiere, il loro lavoro. Quindi seguiamo anche quelli che possono essere i cambiamenti durante gli anni di quello che è il comparto alberghiero e li assistiamo a essere sempre innovativi e pronti alle nuove sfide. I progetti in cantiere sono dedicati sicuramente a aspetti che secondo noi saranno le nuove sfide per il prossimo futuro. E quindi mi riferisco all'attività commerciale, quindi sempre di più essere pronti a adeguarci a quelli che sono il cosiddetto revenue o comunque il prezzo dinamico, senza trascurare quello che è l'anima importante delle nostre strutture alberghiere, quindi tutto il comparto collegato ai nostri collaboratori, che non dimentichiamoci sono loro la nostra risorsa più importante e quindi sono loro ai quali noi dovremmo dedicarci molto di più di quanto ci siamo dedicati in passato in merito alla loro formazione, al loro welfare, e quindi queste sono secondo me le due principali sfide, senza dimenticare l'aspetto ambientale, perché ci stiamo dedicando già da anni su quello che è la preservazione del territorio, cercare di bloccare quello che è la cementificazione sul lago di Garda, la valorizzazione e la protezione della qualità delle acque. Quindi non dimentichiamoci che la nostra è una destinazione forte, perché a livello ambientale è riconosciuta dal turista come una destinazione salubre e ecosostenibile. Il prossimo anno inoltre ci aspetta un appuntamento molto importante, compiamo 50 anni, un compleanno che significa per noi anche un bilancio di quello che è stata l'attività svolta, e guardando anche in maniera ottimistica e positiva per il futuro. Sicuramente la passione, una passione che ho ereditato dai miei genitori e che sto cercando di trasmettere ai miei figli, una passione verso un lavoro che è affascinante, giornalmente affascinante, perché è in continua evoluzione e segue quello che è proprio l'evoluzione dell'aspetto umano, dell'uomo. L'uomo si evolve nei contatti sociali, nei rapporti interpersonali, nei modi di comunicare. Ecco, il turismo è un prodotto non statico ma estremamente dinamico, che è molto affascinante, e questo è sicuramente uno dei motivi che mi spinge a occuparmi di questo mestiere.